si rompe questi piatti, ZTL ci ammazza, ci ha fatto i piatti per la trasmissione appositamente. Ma viene Alessio secondo te? Questo appende? Pro, vai un attimo ad aprire, questo è Alessio. Ciao, eccomi, scusa del ritardo, c'era il traffico. Ritardo, quando mi è arrivata oraria che te conosco mai, figurati. Sta sempre con me. No, anzi, io ti giuro. Pensa sono andato a fare la spesa, non è da me farla. Ma veramente l'hai fatta tu? Scusa. Assurdo! Fammi vedere che hai comprato. Non ti posso far vedere. Ma come? Va vedere. C'è una situazione alessiana. Beh, non ne dubitavo proprio, fammi vedere. Dai, guarda. Allora, pancetta. L'ho speso tutto in mezzo alla festa, capito? Sei stata russa, già ce l'hai da. Spaghetti. Formaggio, cipolla e burro. Vabbè, una carbonara. Questo è uno spaghetto alessiano. Boh, figurati. Li rapa tu, figurati se non era uno spaghetto alessiano. Anche se sono abituato a fare aschi, cioè tutte queste cose qua. Sì, ho fatto una cosa di tutti i giorni. Io sono convinta che se non fosse per Anita tu stessi riuni. Io ti ho portato il grembiulino perché non è alcatore, che quindi rischi di spostarti. Ma io mangio solo. Però quando ci tu mangi e canti e sei ribelle. Va bene? Non mo dice, capi, fammo piocco. Vado per intuizione, capito? Lo faccio a te, dai. Non ti preoccupare, ci arrivo da sola, grazie. Vuoi fare? Sì che lo so fare, vai, tieni pure il cioccotiello. Facciamolo vedere alle persone da casa. Guardate che eleganza alessiana, pure in due fiocche elegante di Alessiano. Senti, te lo fai pure un giro nel cappello? Va bene. È perché. Si scocci nei capelli, io mi aspettavo, ti giuro, volevo dire sì o no. Scusa. Ma hai detto guarda, ma lo hanno indossato persone. Me lo metto un po', dai, ti sta bene, cotto e cantato. Cotto e cantato. Senti, ma scherzi a parte, veramente io so che tu in cucina c'hai un po' d'ansia perché non sei abituato tanto a cucinare. No, come ti ho sempre detto, mi piace guardare. Lo so. Però. Chiedo un po' all'antica, da me, però ci. Ma è vera questa cosa che tua moglie invece è bravissimissima ai fornelli? Forte. E come fai a non fare la pancia poi? Un po' c'è, non si vede ma c'è un po'. Perciò ti mise mandesino, Bravo. Senti, cominciamo un attimino con qualcosa, cominciamo a mettere mano, come si suol dire? Magari me lo vedo io, anche se è cosa mia. Questo è un momento da immortalare. Da casa per la prima volta in vita sua, credo, manco la madre ha mai visto. Ragazzi, questa è una cosa che non può capitare sempre. Non può mai succedere. Tagliamo. Ok. Sono commossa. Ma non faccio il cipolla perché tanto mi sta anche tagliando. Madonna, guarda come sembra un finocchio, guarda, un finocchio. La tagliamo. Ok. Pezzettini. Ce la puoi anche fare, guarda. Se è a casa tua, scusa. Non so. No, a casa mia, a casa tua. Aspetta. Allora, questi sono gli ingredienti per uno spaghetto alla carbonara. Solo a te. Dato che vado sempre a Roma, avanti e indietro, sono forte con la carbonara. Hai imparato la carbonara a Bottega sempre a Roma? A mangiare. Beh. Come potete ben venire, il ragazzo è ferrato anche sul tagliare la cipolla. Di solito le fan piangono per amore tuo, oggi gli agnissimo per la cipolla. Prendiamo la padella, dove sta? La prendi? Vai. Accendila, dai. Prendiamo un po' d'olio. Comincio ad accenderla? Sì, accendi. O vuoi che te la porti a favore della camera? Pure un po' d'olio. Ok. Me lo prendi? Certo che sì. Cosa tua? Casa mia. Cosa tua? Mettilo. Vado, dimmi tu quanto. Vai, gira. Okay. Dimmi tu stop. Stop, tu la faccia vedere. Ok. Ma tu mangi condito di solito? Sì. O sei un salutista? Dito, la mano, tu. Bene. Ecco qui, allora, io comincio intanto ad accendere il fuoco. Il burro, dove sta il burro? Scusa. Eccolo qui il burro. Ce l'hai? Certo che sì. Giusto un po' di burro ci vuole, eh? Questi ragazzi è a modo mio lo sto facendo. Questa è alessiana. Dimmi quanto te ne occorre. Io. Guarda che lui è un bravo. Senti, prima dicevo questa cosa di ribelle. Musica ribelle, il tuo lavoro discografico. Ti sei fatto attendere, però poi alla fine ne valsa la pena. Sta andando forte. Sta andando fortissimo, veramente. Io? Sì, mi sente, ma Sciavire si accende un po' di musica.
abbassato la fiamma. Ma guarda la pancetta come l'ho tagliata. Ma che tagliata, che già tagliata, ma che tagliato. Vabbè, questa è una cosa alla Alessio. Io... A che punto siamo? Passo la pancetta, piano piano, giusto per non far saltare tutto fuori. Fammi vedere. Scusate ragazzi. Ah, ci stai riuscendo, ci stai riuscendo. Questo intanto lo butto. Questo lo riporto. Mi serve una Che ti serve? Dillo a me. Uova. Delle uova? Ok. Quante te ne servono? 3, prendi 3. Ok. Il tempo che Stefania prepara una ciotola stile cane. Bella sta ciotola stile cane proprio. È stata deliziosa. Allora, senti, ma dov'è la busta? l'hai presa? Mi sto campando quando tu sbatti l'ovo, ma sai quanta gente da casa? Voglio prendere la ciotola, dove sta? La ciotola sta lì. C'è bisogno soltanto di una forchetta, giusto? Casa tua, vai. Vai. Momento da immortalare. Fotografo di scena, per cortesia, queste 3 uova me le fate fotografare? Per favore, maestro. E voilà, Mamma mia, guarda, un applauso. Non me lo aspettavo. Il primo. Occhio all'uovo, Occhio all'uovo. Grande, c'ha una carriera da chef. Un fallimento tutti gli stati. Guarda intanto che faccio, tolgo un po' di casino di mezzo, così ti faccio sentire più libero. Io l'ho sempre buttato dalla finestra. Bene, sono spontaneo. Ma non ne tenevo proprio dubbio. Allora, e hai arrutato? La forchetta è caduto un pezzo dentro, lo prendo un attimo solo. Live, siamo tutti live. Siamo tutti live. Se ti sei sporcato le mani. Gli do una francese. Si prende? Sono pulite le mani, ragazzi. Ci sei riuscito? No. Pure è buono. Sì, ci siamo. Fammi un primo piano qua, vieni. Fateglielo un primo piano che a cotto e cantato non si era mai visto, Alessio. Mi metti un po' di sale? Certo. Anche un po' di formaggio, un po' di pepe, inseriamo lì. Allora, sale fino. Dove sbatti? Vai, aggiungine un po'. È buono la mattina quando ti svegli, quello fresco però. Certo un po' di zucchero dentro. Che ti serviva per il formaggio? Il formaggio è lì? Dove? Sì, sto qua. Ce l'hai te? Non bisogna alzare un po' di più la fiamma. Il sale l'hai preso? Sì, sta lì. Dove? Che hai pensato? Hai detto che facciamo gli spaghetti? Spaghetti? Perché cosa vuoi? No, figurati. Va bene, comunque mi stavi parlando di... Un po' di pepe, c'è un po' di pepe? Aspetta che controllo. Allora, peperoncino. Non fa niente, dai. Prendi un'altra forchetta, è caduta. Ma non ne tenevo proprio dubbio. Porca questa. Vai. Questo è il bello della diretta. Certo che sì. Perché cucina mica non cade niente. Io soltanto non sono convinta di trovare. Rosy, per favore, vuoi dare un'occhiata al pepe? Rosy! Dove sei? Ecco, Rosy. Dai un'occhiata tu. Abbandoni? Dai pure un'occhiata a sto coso qua. Questo si apre. Sì, non mi raccontare qualcosa del disco nuovo? Disco che sta andando fortissimo. No, oltretutto poi nuove cose, no? Nuove collaborazioni. Bene, tu lo sai bene, il maestro Gianni Fiorellino. Beh, caspiterina. Senti, lo faccio. No, fallo te, dai. Devi essere l'artefice di tutto quanto. La tomata per il piede, E quindi, sì, ma ricordati che mi mangiava pure un'intera equipe. Ok, mettiamo anche un po' di formaggio qua, ci vuole una forbice. Ci penso io, dai. Non si apre. Vabbè, dopo, lo facciamo dopo. Dopo? Ok. Allora? Ah, possiamo? Mettiamo un po' giù. Lo so, c'è ragione. Senti, mi fai... Ma mi vuoi raccontare? Sì, provvedo io. Prendi. Vuoi aprirlo tu col coltello? No, metti il dito. No, non ti preoccupare. No, non mi fide tanto. Cosa dovrei? Vai. Faccio io. Anzi, tu ti fide, però. Non fa niente, ogni tanto bisogna fidarsi di qualcuno che ti aiuta in cucina. Ce l'abbiamo fatta? Vediamo. Non mi vuoi raccontare qualcosa del disco? Però non mi vuoi... No, perché io metto subito un'altra canzone e ti appendo, se non mi vuoi parlare. Figa di belle che sta andando benissimo, sono contento, sono 12 canzoni. Sì? Scritte 3 canzoni da me, il resto da Fiorellino, qualcosa abbiamo scritto insieme con D'Agostino, con Casaburri, con Francese e poi c'è un pezzo di
Sergio Donati. Sì? Sempre a coppia con Fiore. Con Fiorellino. Che poi è il tuo arrangiatore quest'anno, giusto? Allora abbiamo fatto un disco bellissimo. Bellissimo, che sta andando bene. Poi scelte particolari quest'anno? Scelte particolari, musica di band, un po' fuori dal disco. Che poi musica di band? Perché io sono ribelle, sono un po' pazzo. Mi devo ribellare quest'anno. Che le cree? Senti Alessiano. Le date arrivano, questa è la caspiterina. Senti Alessiano, vedi un pochettino lì che succede. L'acqua bolle? Dai un'occhiata alla pancetta intanto? Sì. Allora, il pepe posso farlo? Posso, lo mettiamo. Ok. E quindi qual è la canzone che ti piace di più di questo disco? Ogni canzone è una storia, fanno parte un po' di me tutte le canzoni. Ma c'è qualcosa di autobiografico oppure qualcosa dedicata ad Anita per esempio? Sì, quanto ti amo, che è uscito anche il video. Ah sì? Sì, il video di questa canzone, poi ci saranno. Senti, ma mica è quella che gli hai dedicato al matrimonio? Al matrimonio, sì. Sai quanta gente voleva ascoltarla? Questa è una canzone che un sacco di persone che la volevano, però abbiamo dato tempo al. Pensavano forse che fosse una chicca riservata al tuo matrimonio, invece poi hai deciso. Sono improvvisata al matrimonio, sono contento anche lei tantissimo. Io penso che sarà contenta pure Anita, ma con vedere che cucinato perché non se lo sarà proprio aspettato secondo me. Allora, l'acqua bolle? Non ancora, siamo un po' lenti. Ale, ma che facciamo con la pasta? Possiamo calare? Vieni un po'. No, ancora non bolle. La pancetta serve ancora? Piace a te questo, diciamo, la carbonara? La carbonara, sì, anche sì. Come te la mangi tu, con gli spaghetti o con i maccheroni? Con i maccheroni mi piaceva di più, infatti tu scegli gli spaghetti appositamente. Spaghetti un po' più classico, i maccheroni un po' tieni magari dentro. È pure bello, tieni magari dentro, pure sono rimasto contenta, già ce l'hai? Sì. Senti, ma io tolgo tutto dal tavolo, perché poi a questo punto che faccio? Metto la tovaglia? Spendiamo un po' la pancetta, se no poi succede un casino. Ok. Rimaniamo sempre qua. Le uova le ho già battute? Sì. Un altro po' secondo me però. Vai tu, vai, il tempo che mi asciugo un po' le mani. Ok. Aspettiamo che l'acqua bolle. Ale, allora mantieni la pasta perché io sai che faccio? Comincio a mettere la tavola, se fa troppo tardi. Almeno fai qualcosa. Guardatela che cazzi, ma solissimo devo ricevere Scusa. Ma fate insomma! Questo è il bello della diretta. Insopportabile. Vediamo ancora qua, ancora qualche minutino. Aiuto, dov'è la tovaglia? Lo saranno sempre posti. Bellissimo, dai. Quasi, dove sta la tovaglia? Aiuto. Sto preparando? Sì. Ma siamo solo te stasera? Non c'è nessuno? No, penso. Nessuno? No, volevo che cucinassi tu. Ma tutto il mezzo chilo qua. No, mangiano tutti. Sì, penso sì. Con tutto l'entourage. Siamo così, siamo spendaccioni. Lo so che sei brillantone Alessio, lo so. L'acqua bolle, posso. Faccio. Il resto lo so. Vado. Vai. Comunque guarda, sarà un successo? Sicuramente. Aspetta. Mamma mia, mi è scappato di mano. Belli questi piatti, non c'è un primo piano quando sto mettendo questi ragazzi? Ah, quali? Questi qui? Questi che sono tenuti in tavola? Questi con l'onda? Blu? Perché sono blu? Perché la cucina mi ha dato la cucina anche blu. Perché il Napoli? Tutta la vita, capisci? Ma tu sei tifoso, vero Alessio? Io? Così dicono. Così dicono, io so per certo che tu sei tifoso. Non c'è una maglia. Mica c'è bisogno. A proposito di maglia! Che mi hai ricordato! Allora, questo infame è tipo un annetto che dovrebbe regalarmi questa maglia famosa del Napoli. A un certo punto ho detto, facciamo così, tema libero, regalami chi ti pare. Non ti preoccupare, ti arriverà. Ti arriverà, non è facile avere una maglia del Napoli oggigiorno. No, è passato soltanto un annetto, è un cane, credimi, cioè un cane proprio. La ciotola era del cane, sei il cane pure tu. Mi date un po' di vino che. Ma tu sei un po' particolare, scusa, che maglia vuoi del Napoli? Fammi capire. Per me il Napoli è tutta la vita, ma c'è qualche maglia? Mi hai avuto regalato qualche maglia del Napoli? C'ho la Vezzi, c'ho di la Vezzi ce n'ho due. C'ho Amsic, c'ho una di Dennis, poi che c'ho più. Una Cavani e poi ci siamo fermati a Cavani, 0-0. Quest'anno ti spezzerà un po' il collo la maglia che un poco di Higuain, scusami. Vediamo cosa. Un po' sorpresa, non ti posso dire. Allora, Mertens, ti ho regalato qualche maglia di Higuain. Sei già un bastardino. Fatelo dire, scusami. È stata prima. Sì, non dovrebbe tu come avevo 5 anni. Non ti preoccupare, te la porterò in radio. Allora, praticamente Higuain, Callejon oppure Mertens, mi fate contento.
E basta, il resto lo buttiamo. Insigne, non ti piace? Pure no, come Lorenzino, voglio bene a Lorenzino. L'importante. Ma hai visto ZTL che figata che ci ha fatto il Riuli, ci ha fatto. Ma il marchio del Napoli non l'hai messo, eh? No, questo è il marchio di Cotto e Cantato. Questo qua. Sto aspettando lo scudetto per tatuarmi le date, le 3 date. Non dice un po' di no, noi portiamo bene al Napoli. Metto una tua canzone, è meglio perché stai dicendo una. Siamo quasi sul finale. Ma che stai presentando a radio? Ma quello è il lavoro mio. Dimmi. Certo, un attimo. Fiamma bassa. Ok. Poi ci siamo quasi, ragazzi, Abbiamo quasi completato, no pensi? Aspetta, il sale l'ho messo. Ecco qua. Allora. Ale, ma basta quanto basta? Poco Basta come te, un po' blocco. Basta come me, guardate là che sta film. Hai messo il sale tu? Sì, perché l'hai messo pure tu? Sì, è una bomba. Vabbè, quindi pigliamo pure una bella damigiana d'acqua così. Ok, allora. Che faccio col vino? Io non lo so aprire, dove lo aprire questo? Non c'è il vino, dopo la. Ma c'è il cavatappi, ci pensi tu? Ci pensi tu? Anche il solito da aprire solo il champagne, che è Sto a maniche lunghe, però hai capito il contraccolpo è forte nonostante tutto, guarda. Comunque penso per provare anche tu. No, io mi fido di te. Vieni. No, non mi fido, A casa tua devi è che c'è il secco, tu mi sei stato, ragazzi mi sono stato quando provo. Provo. Veramente buono. Vediamo a che livello siamo inguaiati. Come cottura è buono. Buono? Come sale? Come l'acqua di mare. Siamo tutti salati. Come l'acqua di mare, bravo. Anzi, sai che ho fatto? Questo te l'ho speso. Vai, dimmi, che cosa ti serve? Intanto io ho acceso lì, quindi giriamo, altrimenti si combina un casino. Vai, gira un po', gira. Ok. Possiamo spegnere qua? Con la pasta donde stas? E con la pasta donde es? Eccola che arrivo, spiego. Vai. Ok, ci pensi. Vai, fallo tu. Vengo io? Vai. Quindi mi cuoci tu. Non devo cuocere, attenzione. Occhio al prezzo. Attenzione, vai. È andata. E adesso? C'è un sacco d'acqua. Il... Quanto hai messo qua dentro? Ma come quanto hai messo? 2 chili? Chicche che soltanto Alessio può dire, quindi da seguire veramente con attenzione. Ragazzi. Vai. Ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età. Le uova? Cosa? Tu un attimo.
Adesso ti lascio il fornello. Dove vai? Eh no, perché questa è opera tua. Io piano piano. Guardate. Secondo me Anita starà morendo al ridere a casa mentre ti guarda. Questo è come il diamante. È per sempre allora. Non so per sempre. Mamma mia, tu devi farci vedere se è una cosa bella oppure no. Non ne sono tanto convinta. Ti serve un'altra forchetta o penso? Ok. Siamo quasi pronti, no? Più o meno. Lo vedo io. Senti, impiattiamo a tavola oppure vuoi che ti avvicini i piatti? A tavola, vengo a tavola, perfetto. Forchettone? Come lo chef americano. Il forchettone ce l'hai te per fare le porzioni? Sì. Ok. Il forchettone. È forte, un po' salato ma è forte. Un po' parecchio salato. Ma perché tu hai messo. Ma io non chiesto di mettere il sale dentro senza. Non senza. di mettere soltanto l'acqua. Guardate là, fa bene. Allora mettiamo una grattata di parmigiano poi. Metti. Lo facciamo. No, lo facciamo in tavola, dai. In tavola. Siamo pronti? Che non vedo l'ora di assaggiare questo piatto alessiano? Ah, mi senti un piatto bello, A bella di casa. Sei diventato proprio romano d'adozione, guarda. Spengo? Da 3-4 camminate che ti sei fatta a Roma, secondo me. Ma io c'ho la casa a Roma. Ah, ma mi devi scusare, guarda. Pure a Roma, non altro Milano. No, non lo sapevo. È solo che non ce l'ho a Napoli. Spengo? No, in verità te l'ho spento io. Che voglio dire. Prendi un po'. Senti, saranno pure salati, però c'hanno. Quale salati? Poi secondo me tu non mangi poco sale. Vabbè, vuoi farlo con questo? Sì. Ok. Dammi qua. Possiamo poggiare qua. Ma che sta combinando? Possiamo poggiare. Vai, sei a casa tua. Allora, guardate, non è per tutti i giorni cucinare adesso, un piatto alessiano romano, scusa, presente, tutto quanto. Molto colla, molto colla. No, dico. C'è sempre da basta il piatto, basta. Vai. No, sapete perché ho messo così? Perché lei mangia, guardate quanto. Io mangio poco e lei tanto. Io tanto. E quindi questo è il piatto mio. E il secondo invece sarà più piccolino. Vai. Sono un po' una rovina. Tu non fai una rovina, metto su la sonnetta. Differenza, guarda. Beh, insomma differenza ce n'è. E vabbè, allora facciamo così, ci aggiungiamo un po' di pepe. Aggiungiamo un po' di formaggio. Allora, mettici il formaggio. Che io piglio il pepe. Ragazzi, qua c'è un po' per tutto lo staff, Vai. Vai col pepe. Non esagerare col pepe che non piace a tutti, Il formaggio è forte. Il formaggio sì. Questo è parmigiano, grana padano. A ritmo di musica ribelle, sempre tutto questo. La canticchie. Vabbè, non fa niente, La canticchie. Allora prendo le sedie. Un po' di pepe. Te l'ho preso il pepe! Ah, ok. Io le sedie. Tu vuoi tanto? No, io poco. Forte. Dobbiamo invertire i piatti. Forte stile Bonatacco. Dobbiamo invertire i piatti. Sei pronto? Dimmi tu quando. Dobbiamo aprire il vino però. C'è per tutti i gusti e per tutte le età. Questo a me? Questo apro io? Ok. Attimo. Fatto. Aperto? Sei capace? Lo vedo io. Sì. Ma tu sei. Come se a casa tua. Ah, grazie. Poi mi ha fatto assai piacere. Senti, ma tu sei un bevitore di vino? Io? Forte. Forte in la lingua tua che cosa significa? Vino, sì? Anche un po' vino bianco, il rosso ci vuole, dai, pure forte. E qui ci stava bene, no? Sì, bene. Casarecci, questa è una cosa casarecci, stile romano. Secondo me se non fai in fretta troviamo proprio la colla da parare. Dai. No, devo aspettare te per educazione, cioè bisogna aspettare te. Grande. Mi hai veramente meravigliato. Ok. Ah, non sono pure buoni. Ok, te ne ho scritto no Marocco, questo è il tuo. Perché stavo parlando di Va bene. Di più a te? Sì, effettivamente, bevitrice di vino. Te sei pronto? Ci sediamo in tavola. E facciamo l'assaggio ufficiale.
Vediamo se sei più bravo a cantare, a cucinare, sì. Oppure... Faccio un po' di vedo un po'... Quindi la risposta la diamo dopo, quando stanno ubriaco. Odora. Dobbiamo fare il brindisi. A te che hai cucinato per la prima volta era un momento da immortalare, quindi ad Alessio che si è presentato ai fornelli. Sì. Prendete un quadro, pure mi è piaciuto, cos'è sono rimasto con me. Senti, ma prima che cominciamo a mangiare, te lo togli il cappello? Come entri nella chiesa e non ti togli il cappello. Dai, regola di Galateo. Giusto che sia così. Però ti è piaciuto, ti stava anche bene. Dallo a me. Questo è tuo? Ti sta fatto tutta la casa? No, mi piace, sono affezionato. Senti, facciamo questa prova, vediamo com'è andata. Pure perché tra un po', quando abbiamo finito di mangiare, dobbiamo dare alle persone da casa la ricetta. La ricetta che non capita più. La ricetta che non capita più. E che chissà se faranno. Va bene. Assaggiamo? Vediamoci. Sì. Guarda variare. Non fa mai un complimento, le donne non fanno complimenti, cioè che se gli uomini facciamo. Io a te non ti ho mai fatto un complimento. Hai ragione, te la È cosa vostra fare i complimenti? Hai ragione. Che male. Guarda. Davvero. Veramente come musica ribelle. No, come musica no, sinceramente è meglio musica ribelle. A me piace. Sì. Diciamo, è un piatto all'Alessio. Ecco. Stile carbonara. Sono il merlo che non ci piace. Bevi un po' di vino, sono un po' secchi, come scende. Ma poco. È proprio la carbonara. Un ciccinino. Senti, ricapitoliamo un attimino con gli ingredienti. Te li ricordi? Cipolla. No, ma tanto devi ricordare tu. Ok. Cipolla, burro. Uova. Olio. Formaggio. Pepe. Hai tutto il tempo per pensarci, tanto. La pancetta, scusa, ce la facciamo. Se scavarsi, vedendo dove sta, c'è pancetta e poi un po' di cuore mio dentro. E quella della cornice di questo piatto. Ma figurati, Alessio e poi non c'è il suo cuore dentro. Niente, comunque, perché Fendi Alessio, voglio dire, buono, cercate di non farlo mai. Se vi trovate senza mangiare, c'è qua che sta con di più. Però è molto Alessio questo piatto. È azzeccoso, dicono. Brava. Oh, è peggio tributato, peccato. Come me. È proprio secco. No, diciamo quasi bocciato da livelli carbonari. Noi facciamo questo brindisi. Facciamo questo brindisi. Pensate che non è cosa mia della cucina, ma nemmeno sua. No, effettivamente. Senti, io ti voglio, con questo brindisi ti voglio ringraziare per essere venuto a casa, per aver fatto la spesa, per esserti cimentato ai fornelli. Ho fatto tutto quello che il mio cuore poteva. Sei stato molto simpatico e sicuramente la gente da casa avrà tanto apprezzato. Noi mandiamo un bacio e se volete che... Per Cotto e Cantato potete vedere anche Alessio. Chiamateci. A @TV, giusto? Un bacio a tutti. Ciao! Ciao.